differenti ed avevano culture differenti. Quel regno si chiamava la terra degli Italioti, però poiché la parola Italiota faceva rima con idiota, decisero di cambiare la terra degli Italici. Ed era governata da 5 famiglie nobili: i Savoia, gli Asburgo, gli Este, i Lorena e i Borbone. Ognuna di queste famiglie, per mantenere i buoni rapporti di vicinato, faceva sposare i propri figli con i figli dei propri vicini. Praticamente, per chi non l'avesse capito, il nostro stivale era governato tutto dalla stessa famiglia. L'unico sovrano che non era imparentato con gli altri era quello dello Stato Pontificio, ma non perché l'altro lo snobbassero, no, perché era un re papa e come tutti sappiamo i papi non si potevano sposare, ma sempre maschio era. Infatti si racconta che nel papato, al tempo dell'antica Roma, al tempo prima dell'unità d'Italia, no? Si racconta che c'erano a Roma tante prostitute per quanti erano gli ecclesiastici. Per a noi questi pettegolezzi non ci interessano, andiamo avanti con la nostra. In questo stivale tutti vivevano felici e contenti, i nobili, i religiosi e i militari. Gli unici che sembravano un pochino insoddisfatti erano l'80% della popolazione. Il popolino, perché si faceva un mazzo tanto dalla mattina alla sera, non si divertiva mai e mangiava solo pane e cipolla, la domenica fagioli. Il protagonista della nostra favola è una via di mezzo fra un principe azzurro e un brutto anatroccolo, nel senso che era sì un nobile, però era pure culto poi. Non sto parlando di Berlusconi, non incominciare, perché se anche un giorno puliremo quel palazzo, comunque rimarremo un popolo del... ditelo voi, non ce la fate.